sigari, spiagge, donne, alleluia. Il musicista fa il musicista, qua il musicista è uno sfigato. È sfigato nel senso che se studi al conservatorio, diventi un violinista, poi alla fine ti ritrovi a fare il professore di musica, magari alle medie, elementari o roba del genere, perché non c'è. E per fare certe cose oggi tu ti svegli, se sei bello figo, devi essere il personaggio. La musica è un'altra cosa. Chi ha più successo oggi non è tanto il musicista ma il produttore. Travis è un esempio, vai a vedere i crediti dei pezzi di Travis, una lista infinita. C'è un certo Rick Wakeman che quando io l'ho visto ho detto che ci fa Rick Wakeman? Sono venuti a Cuba a registrare. I'm a producer, Zucchero. Producer? Yes, I'm producer. In che senso? In che senso? Se non rubi non riesci a fare, secondo me, rubare nel campo dell'arte e riuscire a mettere insieme le cose che rubi senza farti sgammare. È un'altra dote, è un altro talento. È un talento grandissimo. Bentornati a Campus Cast, direttamente dai nostri studi di Bassano, presso British School. Il podcast con fortissimi accenti veneti e altrettanto forti toni internazionali. Abbiamo con noi, dall'altra parte del mondo, o dall'altra parte del fiume, del ponte, Stewie DC, al secolo Stefano Dal Col, Stefano Dal Col, buongiorno. Restiamo sullo Stewie DC. Buongiorno e benvenuto presso British School Bassano. Grazie mille, buongiorno. Buongiorno. Piacere di essere qua. E per me è un onore averti come ospite. Mamma mia. Abbatto subito la barriera della terza persona e cerco di adattarmi a questo tipo di conversazioni. Anch'io. Che ci piace pensare essere sì attorno a un tavolo presso il nostro studio di British School, ma poco mancherebbe con un mazzo di carte e una ombra sulle rive del fiume, appunto, direttamente sul ponte. Stewie. Polimusicista, polistrumentista, poliedrico, appassionato di grappapoli anche, mi dicevano. No, sono astemio di conseguenza. Adesso sei astemio. No, sono astemio veramente. Non bevo alcol di nessun tipo. Il tuo è un essere a Bassano di ritorno o di passaggio? Un giorno arriverà di ritorno. Un giorno arriverà di ritorno. Al momento non è ancora quel giorno. Ok. Però Bassano è Bassano, cioè non esiste nessun'altra città al mondo che non sia come Bassano, sia per quello che dà, sia per quello che fa, sia perché comunque tutto quello che io ho ce l'ho a Bassano, anche se ho fatto e cose materiali in giro per il mondo. Bassano, cioè domenica c'è stata un'esploit immensa e siamo a Bassano, cioè stupenda. Ti ritrovi, la senti tua? Sì, madonna, sono gli altri posti che non sento assolutamente, non sono miei. Però Bassano, è mia. È tua? Sì, 100%. Nasci qui, cominci a spostarti, dacci un attimo un frame di quella che è la tua vita professionale. Nasco qui, soprattutto. no, la mamma ha deciso di farmi nascere a Vicenza, però è solo andata e poi è tornata 3 giorni dopo, perciò. Nasco a Vicenza, però sono nato qui e poi un giorno sono partito. A parte gli anni, cioè fino a 28 anni, comunque bazzicavo l'Italia, l'Europa anche, però l'Italia nel campo musicale, e poi a 29 anni, una casualità, è arrivata giù, ho preso il primo treno che passava, sono salito e sono sparito da Bassano. In questo podcast affrontiamo molto spesso l'argomento della sliding door, dell'occasione. Qualche dettaglio in più? Perché qualche dettaglio in più. Ce lo stiamo chiedendo. Facevo il tour manager fonico e sound engineer di un gruppo che si chiamava Timoria, e un giorno mi arriva
un messaggio da un cubano, che non so perché mi arriva un fax, perché i messaggi non esistevano. Arriva un fax dicendo: lei è stato sorteggiato per fare una discoteca a Cuba, a La Habana. E l'hai chiamata Sangue Impazzito? No. Visto il collegamento? No. Vai, scusa l'interruzione. È arrivato questo fax, io rispondo: non so dove sia Cuba, non so dove è La Habana, non parlo nessuna lingua a parte il dialetto e l'italiano. Mi fa: no, ma tranquillo, parliamo noi, facciamo tutto noi. E mi ritrovo a La Habana dopo novembre dell'89, mi ritrovo a La Habana con dei soci che avevo in quel periodo, costruire questa discoteca che il buon, chiamiamolo buon, Fidel Castro ha regalato ai giovani comunisti cubani. Io non sapevo nulla di nulla, però ho fatto il mio lavoro, di conseguenza sono andato là, ho fatto il lavoro di montaggio, di installazione, inaugurazione, tutto quanto. E poi un giorno che ero là, per sbaglio, si dico sempre per sbaglio perché veramente non ero fuori dal mondo, se un politico mi dice: ma perché non ti fermi qua? Doveva far cosa? Bere rum e fumare sigari, direbbero. Rum, sigari, spiagge, donne, alleluia. Cioè, era un periodo veramente molto buono per Cuba. In quel periodo là io non sapevo assolutamente nulla. Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. E con questi soci che avevo in quel momento abbiamo deciso di tentare la sorte. Abbiamo tentato, abbiamo aperto un ufficio, da lì poi l'ufficio è andato avanti sempre di più, insomma alla fine poi i soci sono andati, andati proprio e chi invece sono spariti, e sono rimasto solo a fare il mio lavoro di imprenditore. Avevo mollato la musica perché la musica comunque non stava dando grosse soddisfazioni, anche se comunque era uno degli ultimi buoni periodi, perché comunque negli anni 90 sono arrivati una bomba, è stata una figata, però diciamo che i miei compagni di giochi di quel tempo, anche loro si erano un po' dileguati, e quindi ho detto lasciamo perdere un attimo di musica. Ho fatto quasi 10 anni la chitarra appesa al muro, come si dice, appesa al muro, e sono andato avanti in questa avventura, e da lì poi tutto quello che ho fatto e costruito a Panama, Centro America, Miami. Tutt'oggi ho un'azienda a Miami, una a La Habana, che non si dice, però si fa. Vabbè, ormai. Era una delle domande che ti avrei fatto, come hai gestito appunto la questione tanto Trump non credo vedrà, spero non vedrà questo podcast. Non penso proprio, non è tra i nostri followers. Tanto non capisce l'italiano. Non capisce l'italiano, siamo dei parassiti, quindi... Che tipo di paura possiamo fargli? No, paura noi, a quello. Ma a voi? Trump, fuori di testa. E insomma niente, ti ho accorciato 40 anni di vita, te l'ho accorciata in 10 minuti. 10 minuti, sì, molto intensi, comunque, molto interessanti comunque. Sembra che qualche avventura sia potuta succedere nel frattempo. Il fatto di aver cominciato comunque con delle collaborazioni musicali di respiro internazionale. Poi dopo 10 anni che ero a fare l'imprenditore, che è una cosa che comunque non sopporto, è una cosa che odio fare l'imprenditore, perché non mi sento imprenditore, mi sento sempre musicista e comunque compositore, artista. Io dico sempre a tutti, non so niente di contabilità, non so nulla, sono proprio fuori dal mondo.
Ho dovuto imparare qualcosa, ma grazie a Dio ci sono dei commercialisti, ci sono chi ha studiato, chi fa sto mestiere, però diciamo che sono ormai in barca e barchiamo, remiamo. E nel frattempo, chiaramente, essendo a Cuba, ho conosciuto il mondo musicale, che è una roba pazzesca. Noi siamo lontani totalmente da quel mondo, sia a livello scolastico che a livello musicale, cioè noi non ce la faremo mai ad arrivare a quei livelli di tecnici, come si dice. Anche qui ottimi musicisti, tecnicamente, ottimi studenti, ottime scuole, però là è un'altra roba. Cioè là il musicista fa il musicista, qua il musicista è uno sfigato. Perciò, cioè, sfigato nel senso che se studi al conservatorio, diventi un violinista, poi alla fine ti ritrovi a fare il professore di musica, magari alle medie, elementari o roba del genere, perché non c'è nient'altro. Non c'è una musica come elemento caratterizzante Non è l'ambiente anche. Non è riconosciuto dallo Stato, cioè bastava guardare durante il Covid, i musicisti erano disperati tutti, cioè non c'era uno. E questo tu l'hai ritrovato in tutte le diverse società in cui ti sei trovato a lavorare? Voglio dire, tanto gli Stati Uniti, in questo caso Miami, che comunque anche Stati Uniti, nel campo della musica, negli Stati Uniti c'è un sindacato, di conseguenza, cioè esiste una forma di protezione per il lavoro che fai, cioè tu fai il musicista, fai il produttore, fai il tecnico del suono, fai sound engineer, è un mestiere, non è come qua che è una passione, perciò tu sei appassionato. È come il fotografo, qua un fotografo fotografi che dice faccio il fotografo, o fai matrimoni, ma se devi fare il fotografo artistico, queste cose qua, te muori a fame qua, cioè, là invece no, lì invece tu sei riconosciuto, c'è un sindacato che ti protegge in qualsiasi campo, in qualsiasi momento. Da noi non esiste questo, ma è una vita, cioè non è una novità, insomma. Non dico niente di nuovo. No, chi ce l'ha fatta sono sempre stati pochi, sono quelli che certo. magari hanno molto talento e anche poca tecnica. Certo. In alcuni frangenti. Mi spiace vedere alcuni musicisti che non sono musicisti ma sono musicanti, qualcuno li ultimamente cioè, non mi metto neanche a discutere con nessuno, perché poi mi danno del vecchio, chiaramente, sono vecchio sicuramente, però musicalmente non mi ritengo un vecchio, perché comunque conosco tutto il genere che esce oggi e lo posso anche giudicare, ma non lo giudico dal punto di vista musicale, lo giudico dal punto di vista tecnico, che per fare certe cose oggi tu ti svegli, strucchi un bottone e comunque se sei bello figo, se sei interessante, e hai il promotore giusto, non è tanto il promotore, comunque devi essere il devi essere il personaggio. La musica è un'altra cosa, insomma. Cioè, infatti chi ha più successo oggi non è tanto il musicista, ma il produttore. Esattamente. Il produttore è quello che comunque crea il personaggio, la musica, i suoni e tutto quello che va dietro, cioè, ed è una persona che sta dietro. E altra cosa stranissima, che al giorno d'oggi, una volta le canzoni le scriveva uno, due, cioè il musicista, il paroliere. Oggi una canzone, se tu vai a vedere chi ha scritto quel pezzo, là ti ritrovi magari 20-25 persone. Perché? Perché sono amici allora tu sei amico mio, io scrivo te alla SIAE e di conseguenza tu becchi dei soldini, è tutto un giro, una maffietta tra di loro, e si crea il produttore, il viceproduttore, ognuno dice una parola e tu questa parola la scrivi e diventi praticamente un compositore, co-compositore di quel pezzo. Cioè, Travis è un esempio, cioè, tu vai a vedere i crediti dei pezzi di Travis, c'è una lista infinita. Gli americani insegnano e noi impariamo. Noi impariamo, nel bene e nel male. Sì. Il mondo della musica ha visto durante le generazioni che hai osservato e che hai vissuto delle evoluzioni
che l'hanno fatto passare da essere sentito, quindi l'essere ascoltato, all'essere quasi più ascoltato, quasi più sentito e visto. Ok. Per poter vedere un cantante, per poter appunto osservare, conoscerlo, incontrarlo, bisognava alzarsi, prendere un treno, prendere un autobus, farsi centinaia di chilometri e andarsi a vedere un concerto live. Concerto live che, mi hai detto tu, essere coinvolto al tempo nella questione tecnica e propositiva, doveva avere una certa qualità, ma doveva allo stesso tempo fornire la purezza del suono, la purezza del canto, la purezza della voce e riuscire a dare l'essenza del musicista stesso e del cantante stesso. Questo si è andato perdendo non soltanto con i vari autotune o con quanto appunto si sviluppa nell'arco della tecnologia musicale nei decenni, ma si va perdendo perché alla fine è un nugolo di luci, rumori, non più suoni, ma rumori che ti inonda, che tu sia appunto nel mosh pit o che tu sia appunto sugli spalti, poco riesci a distinguere e poco riesci a riconoscere della genuinità e della personalità vera e propria dell'artista. Certo. C'è secondo te, a me serve una testimonianza, c'è secondo te un turning point, un artista, un evento, un concerto, una estate, dimmi tu cosa potrebbe essere, che ha proprio rotto o a cui tu dai, mi permetto di dire, la responsabilità e dici j'accuse, tu produttore, musicista, movimento musicale che ha detto basta, non ci servi più tu musicista originale, ma ci serve show business. Beh, il show business è sempre esistito, cioè, oggi scopriamo lo show business delle Zeppelin degli anni 70, dei Pink Floyd, cioè c'è sempre stato lo show business. Ma forse erano talmente avanti che non ce ne accorgevamo? No, più che altro non avevamo informazioni, cioè io non sapevo che i Led Zeppelin avevano un aereo personale, avevano un pilota personale e questi qua, cioè, facevano festoni tutte le sere, cioè non le sai ste cose, perché non c'era l'informazione. Oggi è talmente facile qualsiasi cosa, cioè strucchi un bottone e sei a posto, cioè vedi di tutto. La cosa assurda è che, parlando, ritorno un attimo al genere musicale, la cosa assurda è che un Travis Scott a Roma ti fa 100.000 persone e poi un gruppetto rock che è nato l'altro ieri solo lanciatissimo in tutte le TV del mondo, fanno 100.000 persone. Cioè non c'è più il genere di musica che fa gente, perché chi fa gente è solamente il personaggio. Perciò non puoi più dire beh, io suono la chitarra, metto su un gruppo e diventi i nuovi Nirvana. Dico i nuovi Nirvana per dire una cazzata. No, perché se non sei un personaggio, se non diventi prima un personaggio, non c'entra niente. La musica è diventata una cosa sempre più di immagine, sempre più di superficialità. Sì, infatti poi noi ad esempio a Bassano abbiamo dei personaggi, chiamiamoli dei visionari, che credono ancora nell'arte, credono ancora non credono nel show business perché non fanno business con la musica, però organizzano serate qui a Bassano, dico Bassano perché li vedo, ed è veramente di una tristezza pazzesca vedere gente che ha una qualità, gente che prende, cioè artisti che prendono premi tipo il Tenco, queste cose qua, a fare 70-80 persone. Come si fa a fare a 70 persone un concerto? Quando dovrebbero farne almeno riempire il teatro, cioè dico, Remondini, ti ha 400 persone, lo riempiamo sto Remondini? No, ci sono organizzatori che hanno organizzato concerti che valeva veramente la pena di andare a vedere con 70-80 persone in posti da 400-500. È di una tristezza allucinante, ma a parte i soldi che perdi, ok, li perdi, fine.
ma poi non li fai più, perciò automaticamente tutta la cultura musicale, tutti i giovani, qualsiasi persona che vuole iniziare a fare qualcosa, che ha qualcosa da dire, all'inizio, ma all'inizio viene ucciso perché sta dicendo qualcosa di carino, ma non è luccicoso, non è luccica, e quindi se non sei il personaggio non vai da nessuna parte, basta. Una volta andavi al pick up, diceva Flavio cosa è uscito oggi? 10 dischi nuovi, te li ascoltavi, figata, benissimo. Ma anche oggi potresti andare su Spotify, ti ascolti i 50.000 dischi nuovi che escono al giorno. Ma fai così, non arrivi ad ascoltare neanche 10 secondi, dopo 10 secondi sei stanco, passi, pus, tutta tanta roba. È un mondo musicale che vive di intro, onestamente. È un mondo musicale che vive di intro, che si è adattato a quei ritmi dei social media, dei TikTok. TikTok, se non vai se a TikTok, riesci a diventare viral su TikTok come colonna sonora di qualche squinzia di qualche periferia francese in questo momento, bravo, ok, funzioni, bravo. Altrimenti no. E questi, siamo d'accordo, non sono più valori. Guarda, semplicemente io ti dico, io ho un figlio che ogni tanto che fa musica, grazie a Dio adesso fa anche qualcos'altro, e su Spotify ha un pezzo che ha 2 milioni di ascolti. Io avessi 2 milioni di ascolti di un pezzo, sarei l'uomo più gasato di questa terra, cazzo, godo milioni di ascolti. Punto, 2 milioni di ascolti di un pezzo, poi ne altri 10 con 5.000, 6.000, 6.500. Cazzo, ma le altre canzoni non è che fanno schifo, è che quel pezzo è andato da una parte su TikTok con uno che l'ha spinto, automaticamente 2 milioni, morta, finito il momento, finito tutto. Perciò adesso tu hai l'illusione di aver avuto 2 milioni di ascolti da una canzone, perciò vai in studio, spendi soldi, fai il produttore, basta. E hai delle canzoni che migliori, perché effettivamente sono molto più belle della prima, però, ciao. Si è dovuti cedere da armonia e ritmo a algoritmo, parte, purtroppo. Da 15 anni passi a 16, chi ascolta musica a 15 anni non ascolta a 20 anni. Esatto. Oggi è anche quella cosa. Oggi io suono con Canali, ok? Sono in tour con Canali, faccio i dischi con Giorgio Canali, scriviamo canzoni con Giorgio Canali e che per stranezza, non si sa perché, giuro, io sempre me lo chiedo, ok, facciamo sold out ovunque. Sold out cosa vuol dire? Che riempiamo posti da 300, 400, 200, dove c'è 200 posti lo riempiamo, ce ne sono 500 lo riempiamo. E vabbè, e vedo che però il più giovane ha 30 anni, 35, basta, fine. Noi 15enni, 20enni, 25enni, non ne abbiamo, non esistono. Sono generazioni che purtroppo vedo hanno una certa difficoltà non soltanto a concentrarsi, nel senso che c'è una scarsissima capacità di riuscire a focalizzare, Certo. ma hanno paura di farsi ispirare. Può essere, Tu hai ispirato sicuramente tante persone, perché in decenni di attività, in decenni di professione, di alta professionalità, ne hai ispirate tante. Ma tu da chi sei stato ispirato all'inizio? E Da chi? Da chi? Beh, inizialmente, musicalmente parlando, tu hai dei generi che vanno con l'età, perché a 15 anni ascoltavo Neil Young, a 10 anni ascoltavo Rieta Berti, perché mia mamma ascoltava Gianni Morandi e tutto quello che va dietro, a 15 anni Neil Young. A 17 anni sono andato a Londra con il buon Casale e sogno casa qua cresta, sono arrivati i Sex Pistols che mi ha sconvolto la vita, sono tre generi in 10 anni completamente diversi. Chi mi ha ispirato? Un po' tutti, ok? Ma più che chi mi ha ispirato, a parte
che ho un ricordo di quando avevo 6 anni, e di conseguenza mi ricordo che mia mamma voleva prendermi un regalo per il compleanno, voleva prendermi un giocattolo, queste cose qua. Io sono scappato in via Roma, mi ricordo ancora, dall'altra parte della strada a 6 anni, mi sono attaccato all'unico negozio di strumenti musicali e dischi che c'era in via Roma, e sono sta là a guardare sta chitarra, e mia mamma da lì ha capito che forse non volevo il trenino, ma volevo qualcosa di diverso. Perciò diciamo che comunque di base io l'ho sempre avuta questa cosa della musica. Poi chiaramente siamo a Bassano, abbiamo fatto un po' di storietta negli anni '80 grazie a quello che abbiamo fatto con i Frigidaire. E da lì io poi, ripeto, 89 ho preso un altro treno e ho detto basta musica, perché tanto non... L'hai preso proprio un altro aereo? Sì, ho preso un treno, prima il treno che mi portava a Venezia, poi a Venezia ho preso il volo, anzi a Roma, mi ricordo. Mi ricordo quel giorno, la prima volta che sono andato a Cuba, ero in tournée con i Timoria, un litigone pazzesco tra Omar e Renga e Francesco, litigone pazzesco, mi sono incazzato nero, si può dire. Adesso sì. Si può incazzato nero, e ho dato le chiavi della macchina al tecnico Lucci, gli ho detto portami in aeroporto, poi li ho mollati là a piedi, cioè, ho preso l'aereo, ho detto qual è il primo volo per Cuba, scusa? Cioè, via. E da lì è partita l'avventura. Da questa avventura io vorrei appunto avere qualche informazione in più. Tu sei partito senza sapere una parola di spagnolo. Zero. Noi siamo una scuola di lingue. Lo so. La domanda ci sta. Come hai fatto? Per cominciare. Posso avere un caffè? Segni. E da lì? Adesso penso che passati gli anni, passati i lustri, qualche parola, ti ho sentito parlare benissimo in spagnolo al telefono poco fa. Lo spagnolo penso che sia la mia prima lingua madre. L'hai acquisita proprio, ti sei fatto adottare dalle sonorità dello spagnolo. Spagnolo totalmente. Ho un rammarico grandissimo, non so parlare inglese, è una roba pazzesca. Lo capisco, lo leggo, lo traduco, lo uso, perché tutto quello che io faccio è in inglese. Però non so conversare, non riesco, Posso consigliarti un'ottima scuola di lingue? Sicuramente, ma io credo che da piccolo ci ho provato. Ci hai provato? Ci ho provato, andare alla British School, ci ho provato, poi io... Una cosa volevo interrompere, una cosa che ad esempio a Cuba... lasciamo perdere la parte politica, che a me non mi ha fregato niente di politica, però a livello ad esempio di studio ti obbligano, cioè una volta che tu ti sei laureato sei obbligato a fare il servizio sociale. Il servizio sociale vuol dire che devi farti 3 anni presso un'azienda, un ospedale, dipende cosa sei. Se sei un avvocato vai in uno studio di avvocati per 3 anni, ti pagano qualcosa, non ti pagano, però ti pagano qualcosa, e devi fare 3 anni obbligatori di tirocinio. Dopo fatto tirocinio vai a fare quello che fai. Ma in tutti i campi, non è solamente la medicina. Medicina addirittura sono 5 anni lì a Cuba. Però qualsiasi, cioè anche un musicista, dopo che ha finito, sei comunque costretto a suonare in una band o in uno studio di stazione, oppure vai a fare il professore stesso, cioè vai a insegnare musica ai giovani che devono essere, è obbligatorio. Qui da noi trovi sul campo la tua vocazione, o meglio, specializzi sul campo la tua specializzi vocazione. Perché giustamente io suono il sax, però poi vado in studio di registrazione, il sax non mi piace più, divento uno dei più bravi produttori. Probabilmente una struttura sociale, o permettimi anche il gioco socialista come quella di Cuba, come era quella di Cuba, permetteva la capacità di sostenere questo peso, di giovani occupati, per così dire, per 3 anni prima di raggiungere. Sicuramente è una cosa che comunque lo Stato e i governi non riescono a fare. Qui ma non solamente in Italia, presumo che anche in Spagna sia uguale. Insomma. Assolutamente, certamente no. In Europa. Certamente no. Mi trovo di fronte appunto a una divisione in quello che tu mi racconti, il trovarsi appunto in contesti in cui sia necessario adattarsi
tantissimo. Ah beh, quello sì. Il sapere de riffa o de raffa, di dritto o di rovescio, appunto, poter dire qui sono dall'altra parte del mondo, prendere un altro aereo, magari soldi non ne ho abbastanza per poter dire questo, cosa devo fare? Mi adatto e imparo da quello che è il contesto, l'ambiente in cui mi trovo. Trovi che al momento non ci sia voglia di adattamento? Assolutamente, cioè, vogliono tutto già fatto, non mi adatto, non mi basta, voglio di più, ok, dammi, tu vuoi di più, però dammi di più. Se è inutile che ti chiedi di più, per cosa? Non mi adatto, non sto un'ora in più, no. Manca quella sensazione, quello spirito di sacrificio che poteva darti anche delle soddisfazioni e non appunto arrivare subito ad essere direttore artistico o direttore d'orchestra. Assolutamente. Mutuando qualche termine musicale. Assolutamente. Mi interessava tornare su quelle che possono essere le indicazioni che daresti. Ovviamente hai citato il fatto che è difficile per te, i tuoi soci, i tuoi collaboratori trovare la prossima generazione, perché la finezza di quello che è un lavoro dove non è, e cito di nuovo te, soltanto struccare un bottone, ma riuscire a creare un equilibrio musicale, un equilibrio di comunicazione, un equilibrio fonico, un equilibrio anche tra strumenti, ma anche tra le personalità che suonano quegli strumenti. Certo. Hai citato una baruffa non da poco che ha dato il là a quello che è stato poi il tuo cambiamento di vita. Baruffe come quella in contesti musicali se ne sentono da quando esiste sempre. la musica, dalle diatribe da sempre. a livello di Mozart Salieri fino ai Beatles o gli Oasis in tempi più recenti o chi più ne ha più ne metta. Quello in un certo senso era visto al tempo come anche quello, una delle rivalità interne, magari degli stessi gruppi, che dovevano far conto con personalità diverse. Voglio dire, i fratelli Gallagher, pur essendo estremamente simili, sono anche estremamente diversi e ci si ritrova di fronte a chi magari deve sistemare uno strumento, chi deve fare il tecnico di palco, chi deve appunto seguirli anche come band manager. Guarda, c'è un esempio che magari pochi conoscono. Noi in Italia abbiamo un gruppo che si chiama il Teatro degli Orrori. Sono 4 personaggi pazzeschi, uno diverso dall'altro. Non so neanche come cavolo hanno fatto a stare assieme per 2 dischi. Cioè, quando sono insieme sono una bomba atomica. Poi si separano e ognuno fa il suo. E il suo comunque è piccolo, cioè non riescono a fare quello che riesce a fare il teatro. Anche quella è una cosa che è molto strana, cioè non riescono a stare insieme, però insieme fanno stragi. Quindi cosa fanno? Adesso si sono rimessi assieme per fare dei concerti, Paolo e compagnia chiaramente mi dice Ciccio, perché mi chiamano Ciccio ogni tanto, Ciccio, te sai, questa è già la mia vita, quindi faccio quello che posso. Spero che i miei compagni lo capiscono. Sono durati il tempo di 7 concerti, 8 concerti, basta. Cioè, quello che stai dicendo che è vero che ci possono essere, non sono, secondo me, non sono baruffe da poco, sono proprio persone che esistenziali, sì. Che insieme fanno follie, cioè fanno cose stupende, però poi da soli, comunque anche i fratelli Gallagher da soli, non è che fanno dei pezzi, delle canzoni eccezionali, bellissime o quello che c'è, no, però gli Oasis sono gli Oasis. Quando si separano, basta, finita. Cioè, c'è bisogno, la somma, l'insieme è superiore alla somma delle parti, certo, in questo caso, perché oltre alla tecnica si incontrano talenti e ben sappiamo che le più grandi creazioni artistiche escono dal caos. Certo, appunto, ad esempio nel mio piccolissimo
io da solo compongo tutti i giorni musica o roba del genere, però alla fine non la faccio mai uscire perché io sento la mancanza di un gruppo. Cioè quello che riesce a fare in un gruppo baruffando, litigando, gridando, alla fine però esce un prodotto, chiamiamolo prodotto anche se è brutto da dire, esce un'esperienza, una sensazione, sensazione. bravo, questa esperienza, sensazione che da solo non riesce a dare. Cioè è difficile da solo, nessun artista da solo riesce a farlo. Cioè non sai che dietro a questo lavoro c'è della gente pazzesca. Perciò non è il lavoro di uno. Uno scrive le parole, anche le parole da lì vengono, le parole prese da vari libri, aprono 4 libri, si rubano, se non rubi non riesci a fare. Secondo me rubare nel campo dell'arte e riuscire a mettere insieme le cose che rubi senza farti sgammare è un'altra dote, è un altro talento, è un talento grandissimo. Beh, nella produzione di testi e libri quello si chiama appunto ricerca bibliografica. Sì. Ho detto, se hai 3 fonti rubi, se ne hai 12 è ricerca bibliografica. Ecco, caso, sì. Mi piace veramente questo approccio, mi piace il fatto che a parole tue hai espresso uno dei mantra del nostro podcast, che è questo mondo è fatto di relazioni e non di individui, sì. Così è fatto di relazioni e rapporti tra talenti, tra persone che hanno appunto all'interno di sé quell'ingrediente che ovviamente produce quella chimica. Di nuovo citando te stesso, fa esplodere il teatro degli orrori nel momento in cui mescolano i vari ingredienti, le varie componenti chimiche o alchemiche di queste situazioni. Una sinfonia è tale soltanto perché riesce a combinare più strumenti, riesce a combinare più scale, riesce appunto a organizzare e sistemare anche in maniera scientifica a volte. Certo. Quella che è la matematica della musica e quella che è l'ispirazione e la creatività che sta dietro alla matematica della musica. Mi serve sapere da te, appunto, adesso qualche suggerimento per quello che potrebbe essere una speranza delle generazioni prossime, nel senso che una carriera nella musica abbiamo detto essere difficile sì, ma non impossibile. No, non è impossibile, però tu la vedi anche in tuo figlio, effettivamente è un qualcosa che può essere portato avanti. Ci possono essere dei compromessi, ci può essere però anche una linea, una fedeltà alla linea, ecco, per citare di nuovo Fidel. Chiamare in causa di nuovo esattamente il leader Massimo in questo caso. Complimenti per la scelta di cappellino, tra l'altro. Sì. Mi viene da chiederti appunto, potrebbero essere 3, ma se ti fermi a una sono contento, parole chiave su cui poi fare leva o da cui far partire quella che potrebbe essere una spirale di ispirazione. Studiate. Bello. A me basterebbe questo. Studiare è l'unico rammarico che ho. Cioè il fatto di non aver studiato, di aver mollato lo studio, di aver smesso lo studio perché ho ascoltato, come si dice, Il gatto e la volpe. E quindi ero più felice con Il gatto e la volpe che con lo studio, ma tornassi indietro studierei, basta. Saresti un po' meno Pinocchio. Sì. Avrei fatto sicuramente una vita diversa, probabilmente. Cioè, sono contento della mia vita, però mi manca lo studio. Mi manca trovarmi davanti a dei musicisti quindicenni che faccio così e dico, boh, ciao, posso andare a casa. Cioè, non serve neanche. Quindi c'è speranza, voglio dire, ancora trovi questi quindicenni se studi e sei una persona, studi tutto, non è che devi studiare solamente una cosa, devi studiare intanto le lingue in assoluto, cioè, no perché siamo nel British, però sicuramente inglese, se poi vuoi anche lo spagnolo, vabbè, però sicuramente studiare inglese e studiare quello che piace in assoluto fare. Se fai musica vai, iscriviti al conservatorio, cerca
al Boston Institute, però studia. Ci sarà bisogno magari di qualche risorsa. In quel caso diventa sempre più costoso riuscire a studiare musica, riuscire a coltivare una passione come quella artistica in generale. Non costa molto studiare musica, perché costa molto se vuoi andare dal tutore, se vuoi andare dal professore, sei insegnante, quello che fa, ma se tu vai a scuola, cioè ti iscrivi al conservatorio, passi l'esame di solfeggio, entri dentro il conservatorio, non costa nulla. Sperando di riuscire a dare un'ispirazione verso quello che è il tuo mondo, la tua professione e anche e soprattutto il tuo entusiasmo. Non diremo quanti anni hai, lasceremo appunto che vadano a cercarsi su Wikipedia la tua pagina e facciano qualche calcolo, ok. Sono un anziano, ma non ancora pensionato, o perlomeno... No, sei addirittura pensionato. Sono quasi in pensione. Quasi in pensione. Riusciamo a convincere qualche ragazzo o ragazza a venire a trovarti presso il tuo studio e dire... magari... Voglio essere il tuo boccia de bottega, insegnami qualcosa che non sia soltanto la tecnica ma anche la passione. Sarebbe fantastico. Beh, la passione la tecnica... Allora, la passione la devi avere te, oppure capire mentre che vedi il lavoro, però cavolo, mi piace il mondo. Mm-hmm. Ti deve piacere il mondo, cioè lo chef fa lo chef perché piace la cucina, perché se non ti piace il mondo, è inutile che vado al ristorante a lavorare, perciò devi venire in studio e magari scoprire che ti piace questo mondo, ti piace il mondo dell'arte, perché non è solamente musica, perché noi facciamo anche altre cose all'interno dello studio, di conseguenza ti deve piacere il mondo. Se poi il mondo ti piace, ti impegni tecnicamente a capire come funzionano le cose, è il massimo. Il nome del tuo studio? Art Music Studio. Art Music Studio, troverete il link nella sinossi di questo video. Cogliamo l'occasione per ringraziare chi ci supporta da dietro i microfoni e dietro le macchine da presa, se si può dire ancora così, ma mi piace chiamarle in questo modo. Alchimie Venete e Kawabanga Productions. Ringraziamo prima di tutti il nostro ospite di oggi, Stewie DC. Grazie. E ci vediamo alla prossima puntata. Ricordate, quanti di voi ancora non ci seguono, il campanellino in basso a destra per voi. Seguiteci, dateci un like, un commento, suggerimenti per migliorare sono sempre i benvenuti. Alla prossima puntata. Alla prossima. Vostra. Saluti, grazie, ciao.